Bentrovati a Io Compro Siciliano Live, un nuovo appuntamento, l'ultimo della settimana, quello del venerdì, che è caratterizzato da una rubrica che in tanti aspettano, letto e sottoscritto. Allora diamo subito il benvenuto al nostro scrittore preferito, Giorgio Lupo. Ciao Eliana, ciao a tutti. Ciao Giorgio. Ciao, Noi lo come possiamo stai? dire, so che ci presenti sempre un sacco di scrittori, di tuoi colleghi, però tu sei il nostro, Io Compro Siciliano Live, il nostro scrittore preferito ufficiale, però anche quest'oggi so che abbiamo un super mega ospite. Assolutamente, Antonio Fusco, che è uno dei giallisti più conosciuti d'Italia e più letti meritatamente, direi. Allora lo facciamo entrare per raccontare questo percorso eccezionale. Ben arrivato Antonio Fusco all'interno di Io Compro Siciliano Live. Ciao Antonio. Grazie, buongiorno a voi, grazie per avermi invitato. Grazie a te per Giorgio, io te lo essere. devo chiedere perché normalmente i Sì, libri degli scrittori che ci introduci sono sempre intorno a te, dietro, a destra, da qualche parte. sì. Dov'è? No, stavolta li ho messi, ne ho due da Ah, far vedere. tu mi depisti Eh come nei sì, gialli, fai i certo. depistaggi così mi Guarda che sorprendi sempre. rifletto una settimana per arrivare a questi livelli di raffinata complessità. Sono due perché il primo, aspetta, vediamo, lo metto a favore di telecamera. Sì? Ogni giorno ha il suo male, è il primo, e La stagione del fango è l'ultimo. Faccio notare subito una cosa prima di lasciare la parola ad Antonio: la grandezza dei caratteri del nome, che non è una casualità, nel senso che il nome, quando esordisci, vedi il mio, è scritto piccolo perché nessuno ti si fila. Più diventi conosciuto e amato, più il nome diventa la cosa più importante, il titolo si riduce. Se metti a confronto, fa capire il passaggio, Mi il fai cammino vedere che il Antonio ha tuo? Voglio fatto. vedere quanto è scritto piccolo Giorgio Il Lupo. mio, Aspetta, il perché mio, voglio vedere diciamo, se è vero. il mio è piccolino, Dov'è? piccolino, vedi? È Rispetto qua. alla cosa, No, però c'è effettivamente. Però scritto, c'è. Sai che non la sapevo, non ci avevo mai riflettuto su questa Sì, storia sì, della sì. dimensione del nome. Sì, 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 è indicativa, giustamente, perché Antonio ha dietro ormai lettori affezionati che lo seguono su questo personaggio seriale che è Tommaso Casabona. Tra l'altro mi piacerebbe chiedere a lui proprio che ne pensa del suo personaggio, visto che ormai è dal 2014 che ci convive in qualche modo. Allora, io questa cosa del nome non l'avevo mai notata nemmeno io. Vedi, Ci sarà, quindi Vedi? ci sarà un motivo, sì, poi è la casa editrice che fa la copertina e quindi fa anche queste scelte. Sicuramente un lettore, quando si affeziona ad uno scrittore, poi lo segue in base al nome più che in base a quello che scrive. Insomma, si crea un sì, sì. rapporto di fiducia che poi prosegue nel tempo finché non si fa qualche passo falso, allora tutto viene rimesso in discussione. Io ho iniziato, ormai sono 6 anni, 6 anni fa, a pubblicare con l'Aggiunti, con quello che hai fatto vedere, Ogni giorno il suo male, che era il mio primo romanzo, e ho iniziato una serie dedicata al commissario Tommaso Casabona, che ha avuto fortuna e che quindi poi mi ha portato anche su richiesta dei lettori, della casa editrice, a continuare ed arrivare alla sesta indagine, che è quella che è uscita a ottobre dell'anno appena passato, la stagione del fango. È chiaro che nel tempo il rapporto tra me e Tommaso Casabona si è andato consolidando, è nata una confidenza sempre maggiore tra noi due, mi ha dato la facoltà di raccontarlo sempre più in intimità e di far conoscere ai lettori gli aspetti anche più intimi del suo carattere. Ed è un rapporto, diciamo, tutto sommato ancora amichevole e positivo. Non è ancora arrivata quella fase che prima o poi Di arriva per fastidio, tutti, no? certo. Di bisogno di staccare e di rompere con quel personaggio. Devo dire la verità. Se siete riusciti a resistere pure con il lockdown, già siete sulla buona strada per andare avanti Esatto. per molto tempo.
Perché quello penso che sia un banco di prova anche ancora di più con un personaggio dell'immaginario. Sì, anche se per me poi il lockdown ha avuto tuttora una dimensione particolare, perché per il lavoro che faccio, diciamo che ho la fortuna di sentirlo poco come limitazione di libertà, perché il lavoro che faccio comunque non ha mai avuto interruzione, continua ad essere lo stesso anche durante il periodo del lockdown. Lo possiamo Però dire, non quello di scrittore lavoro, qui riferimento. sì, anche perché gli scrittori che possono permettersi di vivere grazie ai libri che pubblicano, credo che in Italia siano veramente poche decine. E poi Quindi per lo il possiamo resto, dire, funzionario della Polizia di Stato, sì, criminologo Sì, forense, è un lavoro vice impegnativo questore per anche. l'esattezza, sì. Sì, sono un funzionario della Polizia di Stato e quindi per me la scrittura è un hobby, è stata sempre un hobby, ora forse è diventato un hobby anche abbastanza impegnativo perché mi costringe a sacrificare gran parte delle ferie e del tempo libero, però poi le gratificazioni che conseguono dopo la pubblicazione di quello che scrivo ripagano un po' tutto il sacrificio fatto durante il percorso per portare a termine un romanzo che, come Giorgio sa, è un percorso abbastanza faticoso e lungo. Assolutamente. Rispetto al tuo personaggio, una domanda che ti avranno fatto in centinaia, secondo me, te la faccio anche io. Quanto, visto che anche lui è un poliziotto come te, che differenza, dov'è che si stacca Tommaso Casabona da Antonio Fusco e dove invece si somiglia molto? Allora, sì, è una domanda abbastanza ricorrente negli anni. Diciamo che tutta la parte dei romanzi riflessiva, quella che espone una visione del mondo, espone i valori del personaggio, è chiaro che mi corrisponde, non potrebbe essere altrimenti. Per quanto riguarda invece la parte proprio investigativa del racconto, lì io ho cercato di creare un po' una sintesi tra chi fa questo tipo di lavoro, insomma, le persone che ho conosciuto nel corso della mia carriera, ormai più che trentennale, e ho cercato di creare un commissario tipo, come ce ne sono tanti che fanno questo lavoro nella Polizia di Stato. I casi sono tutti inventati, tutti tratti da episodi di cronaca che mi hanno impressionato oppure inventati completamente da zero, questo perché ovviamente non è possibile e non sarebbe corretto sovrapporre l'attività lavorativa che è fatta di cose vere, serie, dolorose, verso le quali bisogna portare il massimo del rispetto, con quella che comunque è una forma di intrattenimento, una fiction. Tra l'altro, rispetto a questo, è una cosa, il leggere Antonio Fusco ha un suono che è veramente distintivo, nel senso non mi è mai capitato, se non con Caro Figlio per altri versi, di avere quella sensazione di essere realmente all'interno di un ambiente in cui ci sono poliziotti veri, in cui ci sono cattivi veri. Si sente la tua esperienza personale, la si sente però non come una invasione di Antonio Fusco, ma proprio come Tommaso Casabona che vive e ha delle sfumature di pensiero che altri personaggi simili non riescono neanche lontanamente ad avere. Quindi ora ti faccio una domanda, però lo devi dire tu da napoletano, perché io non lo so dire, o meglio ci provo. Dai, no, noi ti vogliamo sentire, Vabbè, Giorgio, ti tu vogliamo basta che io sentire, mi dai. metto in difficoltà, io lo so che tu ci godi, però io mi lancio, lo No. dirò. Vai. Io lo dirò. Allora, diciamo uno dei pilastri della saggezza napoletana che io adoro ancestralmente, lo dico sempre, Napoli io credo di avere antenati napoletani, prima o poi troverò le tracce perché è un amore viscerale per Napoli. Però il dialetto non lo so dire. Una delle filosofie, delle frasi più famose è ma che me ne fot, più o meno, no? No, Che Antonio, è, scusa, ti prego, lo puoi dire tu bene. ecco, Beh, anche una frase che suona anche un po' volgare, comunque la frase ma che me ne fotte, detta in Ecco, napoletano, così già no? suona, ma così suona meglio.
che corrisponde un po' alla valvola delle pentole a pressione. Ed è quella via di fuga, quella scappatoia che i napoletani hanno quando si trovano in una situazione che è diventata ormai ingestibile oppure che sta causando una pressione insostenibile alla persona. Nel momento, un attimo prima di crollare, nel momento in cui si sta rompendo tutto, il napoletano con questa saggezza riesce a sfilarsi e a usare questo termine per sfilarsi, per dire vabbè, alla fine, ma che tradotto in italiano, No, questo sarebbe dillo in napoletano, che è più bello. In napoletano la frase ma che me ne fotte, cioè proprio grandioso. Che dice nel di libro, fronte... che Antonio dice nel libro, se ognuno di noi fosse capace di dire sta frase in alcuni momenti topici della propria vita, quanto le cose cambierebbero. Veramente. Beh sì, perché eviterebbero l'esasperazione di alcune situazioni che poi possono portare a delle tragedie, a delle rotture. È la possibilità ultima che viene data ad una persona di fare marcia indietro e di evitare poi l'irreparabile. Noi dobbiamo chiudere qui questo nostro appuntamento. Giorgio, tu vuoi però dire quando ritroverai Antonio? Sì, domani Antonio sarà ospite del Termini Book Festival. Chiuderemo il Termini Book Festival proprio con Antonio Fusco, per cui l'appuntamento è domani su Radio Panorama, su Sicilia Story Instagram, con Termini Book Festival e con Antonio. Mentre venerdì prossimo avremo appuntamento con il professore Buttitta e sarà venerdì santo, quindi parleremo delle tradizioni legate alla Settimana Santa in Sicilia, quindi un appuntamento anche quello molto molto bello, molto divertente. Grazie Antonio Fusco per essere stato con noi in questa piccola rubrica di Letto e Sottoscritto curata da Giorgio Lupo per Io Compro Siciliano Live. Grazie anche a te Giorgio e buon fine settimana. Diana, grazie Antonio. Grazie a voi. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie. E adesso un piccolo spot e andiamo subito al prossimo ospite. Ed eccoci tornati, si cambia argomento, dai libri torniamo nella nostra Sicilia, quella vera, e parliamo di un territorio, di un luogo in particolare. Intanto diamo il benvenuto ad Eugenio Bazzano. Eugenio, ben arrivato all'interno di Io Compro Siciliano Live. Grazie a voi. Eugenio, dove ti trovi? Sono nel mio spazio. Sì, in laboratorio, insomma. Non vorrei dire showroom, non vorrei peccare di superbia o di non trovo la parola. Comunque sei nella Melilli Factory, possiamo dire così? Yes. Sei nella Melilli Factory? Sì. Quindi tu sei nato a Melilli, in provincia di Siracusa. Esatto. E il tuo territorio ti rappresenta e lo rappresenti nelle tue opere. E sono ritornato perché dopo essere uscito, andato negli Stati Uniti nel lontano 72, poi quasi 30 anni fa, 25, sono ritornato a casa, diciamo, nel mio territorio, nel mio paesiello. Cosa hai fatto negli Stati Uniti? Com'è stata questa fetta di vita oltreoceano? Beh, noi eravamo l'ultima famiglia di siciliani immigrati, quindi sono andato a scuola e ho vissuto, ho imparato, ho visto, ho guardato, ho fatto esperienze e ho iniziato lì questa ricerca sia di tessuti che di arte, di cose belle, per poi ritornare a casa e mettere su questo piccolo laboratorio che insomma ci ha dato grossi frutti negli anni belli, ma adesso con la crisi siamo ritornati ad essere piccoli, o anzi forse piccolissimi. Ma invece è grande comunque la tua produzione, Eugenio, perché tu realizzi articoli per la casa, ma anche tantissimo con i tessuti, dalle tende, tappeti, cuscini, l'abbigliamento sartoriale, c'è di tutto. Come fai a passare da una cosa all'altra? Beh, mi è sempre piaciuto il bello,
e quindi non mi sono mai concentrato in una cosa, anche perché non sono uno stilista, quindi mi ritengo un artista e quindi mi piace poter mettere le mani su diverse cose, e fra queste, insomma, tutto ciò che comprende il tessuto cerco di trasformarlo e creare delle cose il più possibile, quindi dalla home collection, che vuol dire la collezione casa, che comprende il tovagliame, insomma tutti i copritavole, le americane, runner, tovagliette e così via, al letto, agli arazzi, a piccoli tappeti, ai cuscini di tappezzeria, comprese le ceramiche, quindi non so, io sono stato il primo a fare il moro bianco e nero, parlo di forse 18 anni fa, adesso è diventato un boom, ma noi non lo facciamo più, lo facciamo fare agli altri, e stiamo già studiando altri tipi di moro che a breve saranno, non dico in produzione, ma in commercio, diciamo, li potremmo farveli vedere, insomma, a breve. Forse alle mie spalle se ne vedono due, che sono i così chiamati mori moderni. Uno dovrebbe rappresentare una sorta di scopiazzando Andy Warhol, quindi è quella la donna di Andy Warhol, e quello è un moro moderno, insomma, con la barba e i capelli blu, che facendo riferimento sempre al nostro territorio, quindi il blu marino, il blu mare e il giallo limone, quindi sempre nei miei colori c'è un riferimento alla nostra terra, al nostro territorio. Anche nelle stoffe che utilizzi, è vero? Beh, più che utilizzo quelli che utilizzo, ma io sono ancora forse l'unico tintore dove facciamo il cosiddetto maltinto, proprio alla vecchia maniera, con il braciere, con la brace, tingiamo, riscaldiamo l'acqua con i colori. No, aspetta, spiegamela bene questa cosa, perché è meravigliosa. Ci stai raccontando una fetta di storia che sopravvive. Come si fa? Come fai tu a tingere? Beh, come si faceva nelle vecchie famiglie quando moriva qualcuno e non avevamo o non avevano indumenti neri, quindi si tingeva in casa, tutte le amiche o gli amici del rione, del quartiere, si mettevano insieme, facevano proprio il braciere con questo grosso pentolone e si bagnavano tutti i vestiti e si diventava tutto nero. E io questa mia esperienza, che l'ho vissuta, ho cercato sempre di applicarla e farne un'esperienza lavorativa. Quindi non nero ovviamente, ma il cosiddetto maltinto, perché quando vai a tingere a mano nei contenitori, in questi pentoloni, si chiama maltinto perché non viene mai un colore uniforme come potrebbe essere quello industriale, ma essendo a chiazze, quindi io l'ho chiamato tinto male, il maltinto, e quindi poi ovviamente viene anche decorato, ma questo ci dà la possibilità di poter avere o ottenere quasi tutti i pezzi unici. Tra l'altro, quando tu parli dei colori ci sono sempre dei riferimenti particolari, non so se ci avete fatto caso, poco fa hai detto giallo limone, col blu hai parlato di mare, poi tu ne hai uno preciso di blu fra i tuoi colori. Esatto, che non è il mare, è un pezzettino di mare. Megara Ibla. E qual è? Dov'è esattamente questo punto di blu? È un po' il blu, si avvicina molto al blu Cina, che poi è questo blu che è il mio colore, quindi lo uso, mi vesto quasi sempre di blu con delle sfumature, ma è questo. Non è il blu notte, ma è una sorta di blu Cina. E quindi sì, tra il mare e la Cina, un po' l'H, anche se l'H normalmente gli studiosi o gli addetti ai lavori chiamano il rosso l'H, ma io... a noi piace Megara e Ble, lì rimaniamo, ormai abbiamo sposato la tua descrizione. Però vogliamo anche far vedere i tuoi lavori, quindi guardiamo insieme questo video.
qui abbiamo fatto venire voglia a tutti di vedere ancora di più. Io spero, penso, mi giungono voci che a breve potrebbero arrivare anche all'interno del marketplace www.iocomprosiciliano.com alcuni articoli che riguarderanno la casa. Iniziamo da lì? Esatto. Poi a breve sveleremo un nostro piccolo progetto dove abbiamo, insomma, niente, magari lo faremo non so se è il caso di parlarne, non so, aiutami, dimmi. Io non lo so. No, allora non lo so. Parliamone. Quindi la prossima... Stiamo raccogliendo i vecchi corredi siciliani, sì, che ormai non si usano più, dandogli una nuova vita, proprio trasformandoli nel colore, decorarli, quindi è una bella collezione veramente di pezzi unici, storici, che vorremmo poter offrirvi in maniera molto innovativa. Sarebbe bellissimo, anche perché penso ci siano cassettoni di case pieni di tessuti, tra l'altro anche pregiati, che purtroppo stanno lì ad ingiallire, a rovinarsi nei cassetti. Quindi Eugenio, se ci tiri fuori una cosa del genere, è veramente meraviglioso. Guarda, si parlava di queste cose poco tempo fa con mamme, zie, delle cose delle nonne che rimangono lì, ed è veramente un peccato, perché abbiamo, penso quasi tutti, questo patrimonio tramandato di famiglia, che è un peccato lasciarlo così a deperire nel cassetto. Sì. Fatecelo avere, datecelo a noi, a noi, noi gli daremo una nuova vita. Bellissimo. Leggiamo anche un paio di messaggi prima di salutarci. C'è Matteo Magro che ci augura un buongiorno, una buona giornata a tutti. Grazie Matteo, anche a te. Salvatore Armanno che ci saluta da Sciacca. John Blandi da New York che augura un sereno weekend a tutti quanti. Anche Maurizio Tumminia che saluta tutti gli ospiti e i presenti di Io Compro Siciliano. Buongiorno anche a te. Luca Leonardi dice: queste pezze, proprio così come le chiama il nostro Eugenio, raccontano lo spirito della nobiltà siciliana, storia, cultura, eleganza, c'è tantissimo. E noi abbiamo provato a raccontarvelo così in questi pochi minuti che abbiamo utilizzato per farvi entrare nel mondo di Eugenio Vazzano, che ovviamente attraverso www.iocomprosiciliano.com a breve potrete guardare con più attenzione e magari farlo anche vostro, per portarvi un pezzo di storia di questa artista e come sempre della nostra terra. Eugenio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, speriamo di rivederci. Grazie Eliana. Grazie a presto, stasera corretto, ne riparleremo, secondo me ha stuzzicato tantissime persone, oltre ovviamente alle sue realizzazioni meravigliose. Io ringrazio Marzia Monreale, ringrazio Paolo Gatto per la regia e tutti voi per averci seguiti. Grazie sempre e mi raccomando, un giro su www.iocomprosiciliano.com. Nel fine settimana fatelo, ma si trova la cosa giusta. Ciao, a presto! Hey.